Le mani legate dal patto di stabilità, che in questo momento di crisi pesa ancora di più. Ecco come si ritrovano oggi i comuni italiani e veneti, che in alcuni casi, come succede a Venezia, sono costretti a chiedere prestiti alle banche per pagare i fornitori. Senza liquidità poi impossibile pensare a investire in quelle piccole opere pubbliche che invece aiuterebbero il tessuto produttivo locale a uscire dalla crisi. A scriverlo nero su bianco è l'IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Veneto, che oggi ai Candiani di Mestre ha presentato il 10° rapporto Nobel sullo stato della finanza pubblica locale. In pratica il Veneto visto dai bilanci dei comuni. Il comune può migliorare la ricchezza del territorio solo per il 3,5%. Questo è un margine troppo piccolo in un periodo soprattutto di crisi come quello attuale, dove l'intervento pubblico aiuterebbe lo sviluppo locale e l'economia locale. Una difficoltà resa ancora più evidente da vincoli del patto di stabilità che impediscono non solo una spesa per investimenti, ma impediscono anche l'utilizzo di fatto degli avanzi di amministrazione per quelle amministrazioni che magari hanno alcune risorse da poter destinare. Credo che questa sia una delle situazioni più difficili in cui si trovano i comuni nell'ultimo decennio. Insomma, una situazione nera solo in parte legata alla crisi. Secondo l'IRES i comuni in generale mancano di autonomia finanziaria e in più sono troppo piccoli. Su 581 comuni veneti ben 317 contano meno di 5.000 abitanti e molti non arrivano neanche a 1.000, con un conseguente spreco di risorse. Per l'ANCI comunque la soluzione sta nel federalismo fiscale, che però deve arrivare subito. Noi chiediamo che i tempi siano il più possibile accelerati, proprio perché consapevoli che dalla scelta di autonomia e di federalismo possa anche nascere un modo di amministrare migliore i propri territori e le proprie amministrazioni. Questo vale sia al nord del paese che al sud del paese. Credo che sia l'unica strada alla fine per poter spendere bene quelle che sono le risorse che arrivano alle amministrazioni locali da cittadini, cioè da noi tutti.